Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12:01, inizia qui il nostro notiziario, vi daremo conto di quello che succede ed è accaduto nel Veneto ma anche all'estero, perché è arrivata un'altra drammatica notizia dall'Ucraina. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. È caduto un elicottero su un asilo, 18 vittime, morti il ministro dell'Interno e 3 bimbi. Primo disertore nella Wagner, testimonierò. E poi vedete a fianco anche gli abitanti di Castelvetrano, alcuni dei quali dicono hanno fatto male ad arrestare Matteo Messina Denaro. Ma iniziamo ovviamente dalla cronaca del Veneto, ancora purtroppo gli incidenti all'ordine del giorno. Ce n'è stato un altro questa notte, 2 feriti a Quarto d'Altino. Vedo in collegamento Federico Fusetti insieme a Paola Barbato. A te la linea, Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a Quarto d'Altino. Allora, questa che vedete che Paola vi sta mostrando è la statale 14 Triestina, una statale davvero molto trafficata. Questa è la rotatoria, qui siamo a Quarto d'Altino, località Porte Grandi. Questa è una nuova rotatoria che porta poi a H-Farm, insomma conoscete l'istituto universitario incubatrice di grandi novità. Ecco, questa è la rotatoria e attorno a mezzanotte un'auto che arrivava proprio da dove vi stiamo mostrando ora la statale, dove Paola sta inquadrando le auto che arrivano, è volata letteralmente. Ecco, vedete che adesso c'è qui tutta questa rete di protezione, ma c'è il guardrail divelto, perché l'auto è praticamente volata oltre il guardrail, travolgendolo e distruggendolo, ed è finita in acqua. Questa era l'auto era una BMW, una X1 che è finita letteralmente in acqua. Infatti sono arrivati i vigili del fuoco da San Donà e hanno dovuto proprio togliere l'auto dall'acqua. 2 i feriti, 2 persone ferite, il SUEM è arrivato ovviamente a prestare loro soccorso, sono stati trasportati in ospedale. Non lontano da qui, perché ci siamo stati poco fa, è circa 1,5 chilometri, 2 chilometri di distanza da qui, in direzione dell'aeroporto di Venezia. Circa 2 anni fa c'è stato un altro drammatico incidente, ben più tragico, perché in quel caso c'erano stati addirittura 4 morti, 3 donne e un uomo, una famiglia letteralmente distrutta, e il canale è sempre questo, cioè l'auto, anzi le 2 auto, perché c'era stato uno scontro frontale, alla fine erano cadute anche quelle in acqua. Ecco, quindi una strada un po' difficile, un po' pericolosa questa. Parallela, non lontano, c'è invece la strada che da Porte Grandi va a Caposile, anche lì un lunghissimo argine, anche lì teatro di grandi incidenti. Quindi questa è una zona davvero che forse avrebbe bisogno di tanti lavori di miglioramento e di messa in sicurezza. Ecco, direi insomma che abbiamo cercato di darvi un po' la cronaca di quello che è accaduto stanotte. Eravamo attorno a mezzanotte e mezza, ecco, forse non avevo detto l'ora. Direttore, se non hai domande. Si dice bisognerebbe proteggere gli automobilisti installando dei guardrail proprio nei pressi di canali, di altre situazioni in cui gli automobilisti possano, uscendo di strada, finire in acqua. Però vedo che anche in presenza di guardrail, quando c'è la velocità, c'è un'altissima velocità, anche il guardrail diventa inutile, perché in questo caso addirittura la BMW ha scavalcato il guardrail. Sì. È proprio così, e tra l'altro qui siamo in presenza di un guardrail anche apparentemente insomma abbastanza robusto, ma è stato sì, con l'auto che ha preso il volo praticamente l'ha divelto con grande facilità. Sì, non è forse un guardrail così robusto, però ci sono chilometri di guardrail, come dici tu, se poi magari l'auto è pesante, è un'auto grossa, in più c'è la velocità, probabilmente non c'è guardrail che tenga e si finisce in acqua. Insomma, hanno rischiato davvero grosso questi 2 automobilisti, perché qui c'è proprio il canale, quindi il rischio magari è quello non di morire per l'impatto, ma morire annegati se non arrivano in fretta i soccorsi.
Grazie Federico, che è una brutta morte, quella che purtroppo a cui sono andati incontro i 3 ragazzi a Veronella, vicino a Monteforte d'Alpone, proprio 3 ragazzi di 16, 18 e 19 anni che hanno perso la vita proprio annegando dopo essere usciti di strada. Purtroppo continuiamo, è uno stillicidio di incidenti, ci sono stati 10 morti nel giro di 3 giorni durante il weekend. Vediamo cosa è successo ancora in una galleria, uno scontro frontale nella galleria Pedesalto tra Fonzaso e Lamon lungo la statale 50 del Grappa a Passorolle e qui c'è una vittima, un 70enne, ferito l'altro passeggero, e poteva anche andare peggio. Salvi i due cani, vediamo. Viaggiava in direzione Lamon con i suoi 2 cani, il 71enne di Feltre che stamattina poco prima delle 7 ha perso la vita nello scontro frontale accaduto all'interno della galleria di Pedesalto fra Fonzaso e Lamon. Uno scontro violentissimo causato, secondo le prime informazioni, da una invasione di corsia sulla quale stanno eseguendo accertamenti i carabinieri di Arsier. L'uomo era alla guida della sua Ford Focus che è andata a impattare contro la Nissan Qashqai condotta da un giovane di Sovramonte, rimasto ferito fortunatamente in modo non grave e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. La chiamata al 118 ha fatto convergere in zona ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto il 71enne dalle lamiere dell'auto, i sanitari del SUAM hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. La statale 50 del Grappa e Passorolle è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla provinciale di Croce Daune e riaperta solo dopo le 9:30 per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge. I vigili del fuoco hanno recuperato i 2 cani che viaggiavano assieme al 71enne. Incolumi sono stati trasferiti al comando di Feltre. Ed è stato spaventoso lo schianto di cui abbiamo parlato proprio nelle ultime ore, accaduto a Legnaro, dove ci sono stati altri 3 morti. E si svolgeranno, sono state fissate le date dei funerali di Martina Pagnin e Diego Rampazzo, che sono morti in questo schianto sulla Piovese, e ancora nulla invece per quanto riguarda Edward Joy, l'albanese alla guida, perché il pubblico ministero deve ancora conferire l'incarico dell'autopsia. Anche qui la causa, stando alle testimonianze dei vicini, sarebbe stata l'altissima velocità. Vediamo. Si celebreranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa arcipretale di Legnaro i funerali di Martina Pagnin, la donna che insieme a Diego Rampazzo e Edward Doi domenica notte ha perso la vita nel tremendo incidente stradale avvenuto lungo la strada statale Piovese. I 3 amici stavano tornando a casa dopo una serata al karaoke. Martina, 46enne, madre di 2 figlie e da pochi mesi nonna, era da circa un anno la compagna di Diego Rampazzo, suo coetaneo residente a Sant'Angelo di Piove, anche lui padre di un ragazzo. I suoi funerali invece sono stati fissati per sabato mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale della frazione di Vigo Rovea di Sant'Angelo di Piove. Non è invece ancora stata fissata la data dell'ultimo saluto a Edward Doi, il 45enne albanese residente a Pontelongo, che era alla guida dell'auto che è uscita di strada schiantandosi come una bomba contro il muretto di cemento di un'abitazione. Il pubblico ministero, che sta seguendo le indagini nei prossimi giorni, affiderà l'incarico per eseguire l'autopsia, disposto anche l'esame tossicologico per capire se l'autotrasportatore si fosse messo alla guida alterato da qualche sostanza o dall'alcol. Tra le ipotesi all'origine dell'incidente mortale che vengono vagliate dagli inquirenti, quella dell'alta velocità e l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. E tra poco ci collegheremo con Spresiano, con Lucio Zanato in diretta per vedere quali sono gli sviluppi dell'indagine sulla morte del 36enne moldavo che era rimasto sepolto da un cumulo di ghiaia e ha perso la vita. Vediamo però ancora sul fronte degli incidenti, si sono aggravate le condizioni di una passeggera dell'autobus che si è ribaltato lunedì in autostrada, proprio si è schiantato anche in questo caso contro un guardrail e questa donna rischia di perdere un braccio. Vediamo.
Sono ancora ricoverati in ospedale 2 passeggeri del pullman che lunedì verso mezzogiorno si è ribaltato mentre stava percorrendo la bretella di missione che collega la A13 con la A4 all'altezza del casello di Padova Est. Mentre stanno migliorando le condizioni di salute dell'autista del mezzo, sono peggiorate quelle di una passeggera che ha riportato gravi traumi al braccio e rischia ora di perdere l'arto. Quando il pullman si è accasciato sul guardrail, i vetri sono esplosi, alcuni passeggeri sono caduti nella scarpata, altri sono stati colpiti dai frammenti di vetro. In totale i feriti sono stati una decina, ma solo 2 più gravi. Intanto 52 passeggeri sono ripartiti ieri mattina alla volta della Romania, dove erano diretti lunedì dopo aver iniziato il viaggio domenica da Palermo. La Polstrada continua con gli accertamenti per verificare la velocità del pullman al momento dell'incidente e la regolarità del cronotachimetro. Una tragedia sul lavoro, una delle tante, è morto proprio schiacciato da un cumulo di ghiaia un giovane, un 31enne operaio moldavo nella cava Mosole di Lovadina di Spresiano. Ieri abbiamo sentito Remo Mosole, oggi compie 89 anni, un triste compleanno, e secondo Mosole questo ragazzo sarebbe scivolato forse a causa della pioggia, rimanendo schiacciato. Vediamo il servizio e poi dovremmo essere in grado di collegarci in diretta con Lucio Zanato. Quelli che lavorano con me sono come me stesso. Non mi sono mai capitato, come si dice, una depressione così. L'imprenditore Remo Mosole si commuove ricordando Andrei Perepuini, l'operaio di 31 anni di origini moldave che ha perso la vita ieri pomeriggio nella cava ai confini tra Villorba e Spresiano, a sud del laghetto delle Bandie. Il giovane che alla cava Mosole lavorava dallo scorso febbraio è rimasto sepolto dalla ghiaia. I colleghi, non vedendolo, hanno avvisato il titolare. Ha detto manca uno. Come manca? Manca uno. Capirai, a 5 a sera manca uno, lui aveva attaccato alle 7:44 perché io così la mattina ero qua alle 6 la mattina, sempre stesse raccomandazioni, attenzione ragazzi, non fatevi il male. E ho detto cerchiamolo, come mai? Dopo mi dicono c'è una bocchetta che è chiusa del nastro. Ho detto non voglio pensare male, è dentro lui. E abbiamo cominciato a sbassare la ghiaia con l'altra bocchetta e è venuto fuori, era in piedi dentro solo. È passato di là, è scivolato, non sappiamo, lui solo sa. Il 31enne era ormai senza vita, come hanno confermato i soccorritori intervenuti insieme ai ispettori dello Spisa, alle carabinieri. Compiuti i rilievi non è rimasto altro da fare che affidare la salma alle onoranze funebri. Mosole non si spiega cosa Andrei facesse in quel punto. Lui non aveva funzioni di lavoro specifico, lui doveva controllare che tutto funzionasse bene. Il cantiere è ora sotto sequestro. Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità che Mosole però respinge fermamente. Adesso devono fare tutte le indagini, ma non è che sia cascato perché non c'era la sicurezza. Lui non doveva essere là su quel posto là, deve passare la ghiaia ma non doveva passare lui. No? E cosa vuoi che ti dica? Io non do responsabilità. Andrei Perepuini lascia la moglie di 25 anni, Michaela, cameriera al Taisì, sempre alle Bandie, e una figlioletta di neppure 4 anni. Adesso per la famiglia, se vediamo quello che gli serve alla signora, noi ci siamo. E lui, non so, quello che serve fare, ma noi ci siamo, ma non per questo caso, per sempre, sempre. L'intervista di Elina Peronetto a Remo Mosole, che ha ricavato da una cava un'oasi del benessere proprio lì a Spresiano. Dovremmo essere, vedo collegato Lucio Zanato, a te la linea Lucio, che sviluppi ci sono per quanto riguarda l'inchiesta, le indagini? Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo al Lago delle Bandie, Nicoletta Rizzetto vi fa vedere l'area sotto sequestro, ma anche tutta l'area di questa, diciamo, cava che è diventato un immenso lago. Alla destra potete vedere, siamo proprio praticamente al ridosso, dove tra breve verrà anche aperta diciamo, lo svincolo con la Pedemontana Veneta, giusto per dare un'indicazione geografica dell'area. Purtroppo, come dire, anche oggi abbiamo sentito Remo Mosole
Mosole nel giorno del suo 89esimo compleanno. Lui compie proprio oggi, 18 gennaio, lui è nato nel 1934 e ci ha detto un compleanno amarissimo per quello che è accaduto, ma anche nella consapevolezza della sicurezza, nel senso che io sono sicuro del mio cantiere. Quello che è successo lì è che Andrei purtroppo si è trovato nel punto sbagliato, nel momento sbagliato, perché in quel luogo lì lui non ci doveva stare. Questo ce l'ha ribadito in maniera molto importante, molto puntuale anche questa mattina che abbiamo sentito al telefono. Oggi dice: è il momento della riflessione, dell'amarezza proprio in questo giorno del mio 89esimo compleanno. Però in tutti questi anni di lavoro con la ghiaia, l'ho sempre detto ai miei operai, dovete stare attenti, dovete sempre verificare le cose, dovete casomai fare un passo indietro, perché una macchina si può cambiare, un uomo assolutamente no. Questo ce l'ha ribadito ancora una volta. Come ci ha ribadito la vicinanza alla famiglia, l'abbiamo sentito nel servizio di ieri di Lina Paronetto, oggi la moglie, la giovane moglie, ha espresso la volontà di portare la salma del marito in Moldavia e tumularla in Moldavia, e Remo si è subito messo a disposizione, dice: tutte le spese, tutto il trasporto, qualunque cosa che debba essere in carico proprio per portare la salma per tutti i funerali anche in Moldavia, sono a carico mio personale, cioè proprio lui personalmente si incaricherà di portare questa salma, magari non personalmente ma con il figlio, ma comunque tutte le spese sono a carico proprio personale, perché lui ha detto subito: è come un figlio, è come aver perso un figlio, ed era molto provato al telefono anche oggi. Sotto il profilo giudiziario, al momento ci ha confermato che non è arrivata nessuna informazione di garanzia, nessuna comunicazione da parte della magistratura, quindi al momento non è iscritto nel registro degli indagati, o comunque non è ancora stato informato per quanto riguarda l'inchiesta, che invece ovviamente è stata aperta con il cantiere sotto sequestro. C'è da dire che questo è un lago che storicamente praticamente ha alimentato il sottofondo di tutta la A27, è un pezzo di storia trevigiana e veneta che ora è stato trasformato, è stato riconvertito in un'area di benessere, in un'area anche sportiva. Qui si fanno, ad esempio, si fa offshore, si fa ad esempio gare con delle barche di alta velocità, si è fatto anche dello sci d'acqua, insomma è un'attività non solo sportiva, non solo diciamo di benessere, ma anche sportiva. C'è stato anche un circuito ciclistico, ricordiamo che Remo Mosole è appassionatissimo di ciclismo, e quindi è un'area che è stata riconvertita. Purtroppo è un cantiere di lavoro, e purtroppo nei cantieri di lavoro se non si sta attenti possono accadere si può andare incontro a determinate conseguenze. Secondo Remo Mosole quello che è successo appunto ad Andrei Repuini è quello che purtroppo è accaduto quando magari o una disattenzione o un attimo di imprudenza o il fatto di non essere nel posto giusto quando succede che magari una macchina si blocca può accadere. Se hai domande, direttore? Lucio, ecco, la cosa che ha colpito un po' è proprio nel racconto dello stesso Remo Mosole il fatto che a un certo punto si è accorto che mancava questo operaio che aveva attaccato la mattina a lavorare e la sera non l'hanno più visto. A quel punto Mosole ha avuto proprio così, si è accorto, ha pensato che poteva esserci qualcosa di strano in una botola, insomma molte ore dopo il corpo è stato ritrovato. Non c'era nessun altro nel cantiere che tu sappia, che si sappia, cioè era solo proprio, era inevitabile che nessuno se ne accorgesse. Allora, devo dirti che per esperienza di cantieri e di cave, visto che un po' di anni diciamo, ne abbiamo viste di situazioni, certo. Con il tempo, con la meccanizzazione, gli operai si sono sempre più ridotti. Qui la meccanizzazione è estremamente spinta, nel senso che mentre prima ci sono degli operai che un tempo c'erano degli operai che controllavano il carico di ghiaie, quindi automaticamente lo scarico e tutto il resto, adesso invece è tutto controllato con una serie di meccanismi, fotocellule e quant'altro, quindi gli operai che rimangono sono di controllo ai macchinari. Probabilmente Andrei era in una di queste sale fra virgolette di controllo,
molto probabilmente avrà visto un'anomalia, sarà sceso per fare una verifica ed è successo quello che è successo. Dico tutto con beneficio del dubbio, ovviamente. Certo è che sicuramente la sera, quando come dire, si è smessa l'attività di cava verso le 5:30-6, la conta ha dimostrato che mancava una persona al ritorno. Dopodiché forse anche la tragica fatalità che nessuno sia andato magari a verificare. Facciamo vedere ancora una volta dov'è il cantiere, ed è un cantiere che è, diciamo, abbastanza distante rispetto a quella che è l'altra attività, che è quella appunto dell'area benessere di questa zona. Lì si carica, a un certo punto dal sottofondo, come si vede, c'è tutta una serie di nastri trasportatori che portano la ghiaia nell'area dove viene accumulata, e poi dall'area dove viene accumulata, a seconda delle richieste, viene caricato il camion e via si porta il materiale nei diversi cantieri. Più o meno questa è l'attività, quindi probabilmente c'è stata anche una, fra virgolette, sfortuna della concausa. Magari 5 minuti prima poteva essere passato un collega di lavoro e andava tutto bene, 5 minuti dopo, ma d'altra parte, ripeto, con la diminuzione del personale determinata da una maggiore meccanizzazione, questo è più che probabile che nel pomeriggio sia rimasto solo, e purtroppo si è rimasto coperto, diciamo, dalla ghiaia, ecco. Grazie molte Lucio, grazie a te, a Nicoletta Rizzetto, buon lavoro, grazie tante. Allora, e ovviamente reazioni, il dolore, la rabbia e soprattutto il cordoglio del sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. È stato il primo incidente sul lavoro nella Marca nel 2023. Siamo ancora scioccati dall'accaduto, e al di là di tutti i discorsi che si possono fare in ordine alla sicurezza sul lavoro, noi siamo profondamente scossi da una famiglia che viene distrutta, e abbiamo una ragazza del 97 con la figlioletta del 2019 che si trovano senza marito e senza papà. Con la tragica morte alla cava Mosole del 31enne moldavo Andrei Peripuini, Spresiano perde non solo un lavoratore ma anche un concittadino, visto che insieme alla moglie Michaela e alla figlioletta aveva deciso di vivere in via Vecellio, a poche decine di metri dalle Bandie, in un appartamento messo a disposizione proprio da Remo Mosole. Noi siamo qui, lo siamo in situazioni normali, chiamiamole così, figuriamoci in situazioni di bisogno. Ho sentito che anche Mosole si è subito detto disponibile ad aiutare la famiglia, e noi come comune siamo qua. Nella Marca il primo infortunio mortale sul lavoro da inizio anno, con il segretario della CISL di Treviso e Belluno, Massimiliano Paglini, che chiede vengano rafforzate le pene per chi non rispetta le norme sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori, con l'introduzione, dice, di un aggravante per l'omicidio colposo. Un tema sul quale l'attenzione non deve mai calare, un dolore, quello che ha colpito i familiari del giovane operaio moldavo, a cui si uniscono i parenti del 23enne Mattia Battistetti, morto in cantiere a Montebelluna nel 2021, e i membri dell'associazione che porta il suo nome. Proprio il 26 gennaio, giovedì prossimo, in tribunale a Treviso si terrà la prima udienza del processo per la morte del giovane. Lei che idea si è fatto? Ma io credo che ci saranno tutti gli accertamenti del caso. Io credo che tutte le mie aziende rispettino i canoni previsti. È chiaro che tutti quanti, sia le aziende che gli enti preposti, debbono continuare affinché venga garantita sempre la massima sicurezza e si possa arrivare anche alla sicurezza totale, ecco. Ed è una giornata importante per l'autonomia, voltiamo pagina, parliamo di politica, perché è in corso a Roma un vertice della maggioranza, sono presenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, ed è un momento difficile per questa riforma, perché c'è uno scontro all'interno del centrodestra, soprattutto tra la Lega, che vuole subito l'autonomia, Salvini ha detto dovrà arrivare entro il 2023, e Fratelli d'Italia, che invece con Giorgia Meloni tirano il freno e preferiscono procedere col presidenzialismo, che però ha tempi lunghi perché serve proprio una riforma costituzionale. Vedremo l'esito di questo vertice. Intanto risentiamo Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale, a proposito di una risoluzione presentata dal Consiglio regionale per
accelerare i tempi della riforma con l'invio del disegno di legge dell'autonomia alla prima seduta utile del Consiglio dei Ministri. Vediamo. Il governo si impegna ad inserire il disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata all'ordine del giorno del primo Consiglio dei Ministri utile. È il titolo della risoluzione portata in Consiglio regionale dalla Lega, col quale Venezia intende mandare un messaggio chiaro a Roma. Vediamo troppi ostacoli anche all'interno del governo di centrodestra, quindi vogliamo capire chiaramente anche da questo governo se hanno intenzione di dare una risposta chiara e concreta ai cittadini del Veneto che hanno votato in massa a favore dell'autonomia, oppure se qualcuno a livello romano con qualche scusa vuole ancora prenderci in giro. Ancora più pesante di Nicola Finco, che a Palazzo Ferrofini ricopre anche la carica di vicepresidente del Consiglio regionale, è stato l'eurodeputato Gian Antonio D'Arè, che intervistato dal direttore Luigi Bacialli a Focus ha puntato il dito contro un governo, ha detto, che vuole il presidenzialismo e non farà mai passare l'autonomia, ricordando poi che da un governo si può sempre uscire. Alberto Villanova, capogruppo della lista Zaia Presidente, ha rincarato la dose durante Ring, dopo i paletti sull'autonomia posti dal vice premier Antonio Tajani durante un incontro di Forza Italia a Salerno. Io non ci vedo grande differenza da quando eravamo al governo col Conte 1 e invece di Tajani interveniva Di Maio e diceva le stesse identiche cose. Caspita, o la Lezzi, il ministro del Sud o il ministro della Sanità Grillo intervenivano e dicevano le stesse Tajani cose. come Di Maio, non ha mica detto una cosa opposta. Andiamo a prendere le dichiarazioni sono identiche. Sono passati 1913 giorni e 5 governi da quel 22 ottobre 2017 in cui il 98% dei veneti si era espresso a favore dell'autonomia in un referendum regionale consultivo. Dopo Gentiloni, i due esecutivi con maggioranze diverse a guida Giuseppe Conte e il governo delle larghe intese di Mario Draghi, l'elezione del governo Meloni a maggioranza di centrodestra era stata salutata in Veneto come risolutiva della questione autonomia. Penso che di anni ormai ne siano passati abbastanza, oggi non ci devono essere più scuse, ma le risposte da parte del governo devono essere velocissime e nessuno ci prende in giro con il presidenzialismo, perché per il presidenzialismo c'è bisogno di una modifica costituzionale. Sull'autonomia è già tutto fatto, basta solamente la volontà politica. E nella seconda parte di Focus parleremo dell'autonomia e di cosa sta avvenendo a Roma con Simonetta Rubinato del Veneto per le Autonomie e con Renato Mason, che è il segretario della CGA di Mestre. Giornata importante politicamente anche perché il ministro della Giustizia Carlo Nordio, lo vediamo in queste immagini, è finita da poco la relazione di Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia, ha fatto un lungo excursus, il guardasigilli, sullo stato della giustizia, in particolare riferimento con i tribunali, la questione dei carceri, la questione anche della presunzione di innocenza. Nordio è un ministro garantista e quindi di questo ha parlato, ma soprattutto ha ribadito che le intercettazioni rimangono, non c'è nessuna riforma delle intercettazioni, che continueranno ad utilizzare magistrati e forze dell'ordine contro mafia e terrorismo. Va da sé che se non fossero state utilizzate le intercettazioni, il boss dei boss non sarebbe stato catturato, sia pure 30 anni dall'inizio della sua latitanza. Nordio ha anche ribadito un altro concetto, che non è consentito l'abuso delle intercettazioni, cioè il pubblicare sui giornali, dare in pasto ai giornali nomi e cognomi di persone che vengono coinvolte in intercettazioni senza che ci sia una rilevanza penale. Dopodiché, dopo Nordio, è partito il dibattito in Senato, vediamo in diretta diamo una parte della discussione. Questa è la senatrice Anna Rossomando del Partito Democratico. Sentiamo. Importanti regole per rinviare appunto a giudizio che prevedono che deve essere, diciamo, ragionevolmente certa una condanna, con il fatto che è proprio su questi tempi del processo, che riguardano ovviamente anche le indagini, perché ci sono importantissime misure anche che riguardano direttamente la durata delle indagini, e lo dico anche al collega Paroli, e ricordo che la prescrizione non è mai stata lo strumento per abbreviare, semmai a volte in qualche
come dire, inopportuno intervento per allungare, per abbreviare i tempi del processo. Allora io mi chiedo, ritornare o quando si fa finta di non ricordare che la riforma dell'ordinamento giudiziario ha previsto e andrebbe attuata quanto prima con i decreti attuativi, che già la separazione delle funzioni viene molto accentuata, che ci sono interventi importantissimi sul funzionamento del Consiglio Superiore, per citarne solo alcuni, che vanno direttamente a incidere sulla questione della degenerazione del correntismo. Allora mi chiedo, è una semplice dimenticanza? E questa era la senatrice del Partito Democratico Rossomando. Si dibatte in aula, in Senato, sulla separazione delle carriere, su tanti temi che riguardano la giustizia, dopo l'intervento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. E ovviamente si sta parlando moltissimo della cosiddetta riforma Cartabia. Soprattutto ha colpito il fatto che, stando a questa riforma, certi reati non sono più punibili se non in presenza della querela della vittima. Per fare l'esempio di questi giorni, in Veneto, colpito da furti a raffica in tutte le province, se la vittima di un furto non querela il ladro non può essere arrestato e giudicato. Sono cose da non credere. Sentiamo su questo cosa ha detto ieri sera a Ringa, condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino, il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Il provvedimento che mira, a sistemare quella che è un'evidente problematicità di questa riforma arriverà quanto prima. È questione di giorni, quindi il termine dei 2 mesi, che ci eravamo dati per un primo intervento sarà ovviamente molto più breve. Questo perché? Perché abbiamo visto e capito dove dobbiamo intervenire. E attenzione, facciamo anche chiarezza, l'intervento di sistemazione avviene in relazione al cosiddetto decreto delegato. Quello che era stato fatto dal precedente governo Draghi, stiamo parlando di fine agosto dell'anno scorso, sì, e che aveva recepito le indicazioni della cosiddetta legge delega in termini di riforma del penale che abbiamo fatto in Parlamento. Quel decreto è entrato in vigore da pochi giorni, ha recepito nell'indirizzo generale di quelli che dovevano essere gli obiettivi del PNRR una serie di iniziative, e in particolare abbiamo visto che quella iniziativa legislativa volta a intervenire sul tema della procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela è un tema che va rimesso in ordine. È vero, va rimesso in ordine, l'ha detto anche il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per primo. Ci colleghiamo adesso con Gaglio alle Melette, vedo sul monitor Chiara Gaiani in compagnia dei suoi ospiti. A te Chiara, tanta neve, tanto sci. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Intanto ti faccio salutare subito dal sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che voleva già salutarti prima. Sì, saluto il direttore Bacialli in studio, buongiorno, buon ascolto a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Grazie, sindaco, con noi c'è anche Gianni Bonetti, che è il direttore tecnico. Sì, direttore. Ecco, con noi c'è anche Gianni Bonetti, che è il direttore tecnico di questo impianto. Finalmente è tornata la neve, tra l'altro lui è sceso da pochissimo dalle piste, davvero una bella giornata per sciare, tanti ne hanno approfittato anche oggi che è mercoledì. Sì, certo, diciamo che in 2 giorni ci ha messo giù 25 centimetri di neve nuova, questa mattina temperatura -10, giornata stupenda, adesso vedete un po' di nuvolo, ma fino a mezz'ora fa era bellissimo, e appunto chi è venuto a sciare oggi penso che veramente divertente
divertito alla grande. Ecco, vi dico anche che noi che siamo saliti dalla pianura da Bassano abbiamo fatto mezzo viaggio in mezzo alle nuvole, davvero qui poi si era aperto il sereno, una stagione in generale da incorniciare. Tra l'altro, sindaco, nuova neve è prevista anche nei prossimi giorni. Sì, è prevista anche già da domani un'ulteriore nevicata qui a Gaglio sull'altopiano che ci fa ben sperare per prolungare ancora di più questa meravigliosa e inaspettata stagione da un punto di vista di flusso turistico, di sciatori, di appassionati che hanno riscoperto in grande stile le Melette e Campomulo, questo paradiso dell'altopiano, e qui abbiamo veramente avuto un flusso enorme di turisti che ringraziamo fin da ora e speriamo di poterli appunto ospitare ancora da qui fino a fine marzo. Ecco, sappiamo quanto il turismo, ma anche insomma quanto lo sci sia importante per tutta l'economia di questa area. Un impianto è aperto, voi contate di rinnovare, di ampliare addirittura questo impianto? Sì, diciamo che noi attualmente abbiamo 3 seggiovie aperte, con una quindicina di chilometri di piste, 18 per l'esattezza, già battute e aperte tutte, con un buon innevamento. Già dall'8 di dicembre avevamo già le piste aperte, con innevamento direi ottimo, e come diceva il sindaco è stata una bellissima stagione, partita alla grande, vacanze di Natale fatte molto bene, con un buon afflusso ottimo di clienti e soprattutto soddisfatti, e questo è quello che ci ripaga un po' di tutto il lavoro che si fa, perché sappiamo benissimo, come si parlava prima, che una volta chiusi gli impianti alle 4:30, 5, poi comincia tutto il lavoro notturno per preparare tutto per il giorno dopo. Ecco, un'ultima domanda, sindaco, ci sono dei progetti enormi, insomma voi cercate finanziamenti perché non è finita qui, avete delle idee per tutta questa zona? Sì, sicuramente la prima idea, al vaglio anche con la società di gestione delle Melette, della Schiaria Melette, è quella di portare l'acqua corrente qui da Gaglio, farla salire qui appunto alle Melette per poter garantire l'innevamento artificiale non solo per le Melette ma anche l'acqua potabile alle malghe. E poi perché no pensare ancora più in grande con una nuova seggiovia di arroccamento che dal centro di Gaglio potrebbe salire direttamente qui alle Melette. Quindi vedremo se saremo fortunati altrettanto a ricevere altri fondi per poter ampliare questo importantissimo progetto che veramente muove l'economia non solo di Gaglio ma di tutto l'altopiano. Un altopiano che, pensate, nel 2023 conta di sfiorare il 500.000 di presenze, quindi davvero numeri importanti. Sì, quest'anno è stato un anno record almeno per Gaglio, ma penso per l'altopiano, con presenze in salita, in forte crescita, e da qui possiamo solo che migliorare, e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere tutti i turisti, i fabbisogni dei turisti, i desiderata dei turisti, e sempre presentarci nel miglior modo possibile. Sì, direttore, non so se per caso hai altre domande per i nostri ospiti. Quando torna a Focus la sera il sindaco? Questa è la domanda. Ok, allora glielo chiedo subito che così fissiamo. Il direttore chiede quando torna a Focus. Oddio, quando ha bisogno io sono a disposizione, direttore, quindi quando vuole io sono qui. Quando vuole. Ecco, è una promessa fatta in diretta. Grazie. Tra l'altro davvero la disponibilità del sindaco di Gaglio è straordinaria, perché a volte lo chiamo il giorno stesso e lui scende dall'altopiano, ed è parecchia strada per arrivare fin da noi, con qualsiasi, anche con l'inclemenza del tempo. Grazie molte Chiara, grazie, buon lavoro, grazie. E adesso andiamo in pubblicità e poi avremo tra poco gli ospiti, Simonetta Rubinato e Renato Mason, parleremo di autonomia ed altro, altri collegamenti, altre notizie e soprattutto la cronaca del Veneto vista dal Veneto e dai veneti, tra pochissimo. Di nuovo in diretta con Focus TG, abbiamo già dato tante notizie, siamo già stati collegati con i nostri giornalisti, i nostri tecnici. Saluto e ringrazio gli ospiti di oggi. Sono Simonetta Rubinato, ex parlamentare, Veneto per le Autonomie. Buonasera onorevole, bentornata. Buonasera.
Renato, buonasera, io dico buonasera ma perché sono gli ospiti. Ma in realtà è buongiorno. Buongiorno, è che io sono abituato a star qui di notte, ma adesso mi devo abituare a stare qui anche di giorno. E Renato Mason, segretario della CGA di Mestre. Buongiorno segretario. Buongiorno a tutti. Grazie molte, grazie. Parleremo con voi di economia, di imprese, di autonomia tra pochissimo, però vedo collegata da Padova Valentina Visentin, da un quartiere in cui alcuni condomini sono in ostaggio, così dicono, di una baby gang. Raccontaci tutto, Valentina. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo esattamente nella piazzetta dove questa baby gang si ritrova tutti i giorni. Adesso alla luce del giorno, come vedete, è tutto tranquillo, ma è quando scende il buio che in questa piazza iniziano i problemi e i segni sono ben visibili. Lattine di birra, cestini colmi di bottiglie di alcolici e soprattutto lampioni rotti. Adesso vi mostriamo com'è la situazione di questa piazza che è circondata da alcuni condomini Ater. Qui a Padova siamo in via Maroncelli, a pochi passi dalla Stanga, un quartiere che si sa in città è difficile, ma negli ultimi mesi la situazione è diventata ancora più insostenibile per i residenti di questi condomini che quotidianamente si trovano davanti a una baby gang, ragazzi tra i 14 e i 18 anni che si danno appuntamento qui nel pomeriggio. Lo vedete, ecco alcuni segni come per esempio quel lampione rotto, tantissimi lampioni che abbiamo contato che sono stati sradicati e buttati a terra. I ragazzi, oltre ad avere la musica ad alto volume, consumano alcolici e droga e soprattutto insultano i residenti che cercano di allontanarli. Non solo insulti, dalle parole sono passati anche ai fatti, perché nelle scorse settimane hanno lanciato delle bottiglie addosso ai residenti che adesso hanno paura, si sentono ostaggio e non vogliono più uscire di casa nelle ore serali. Noi abbiamo anche provato a sentire se qualcuno voleva raccontarci la propria esperienza, ma appunto hanno paura di questi ragazzi che arrivano qui puntualmente tutti i giorni. La denuncia di questi residenti è stata fatta all'ex consigliere comunale della Lega Len Luciani, che si è fatto portavoce di questa situazione di disagio, chiedendo, insomma, raccogliendo appunto le testimonianze e chiedendo che l'amministrazione intervenga per poter riqualificare questa piazza all'interno di questo rione popolato soprattutto da anziani. Qui vicino c'è anche un centro civico, ma purtroppo gli anziani non riescono a frequentarlo perché appunto alla sera hanno paura e nel pomeriggio hanno paura di uscire di casa proprio per la paura di incontrare questi ragazzi, e diventano sempre più violenti e molesti proprio perché consumano tantissimo alcol, e lo si vede dai cestini che sono pieni di bottiglie di superalcolici vuoti, e soprattutto anche consumano sostanze stupefacenti e spacciano. Guardate, c'è anche un residente qui che non so se vuole parlare e raccontarci qualcosa. Cosa succede qui nei pomeriggi? Qui è vero che i pomeriggi dalle 4 in poi fino a mezzanotte e oltre, non parliamo l'estate perché l'estate sappiamo com'è, ma almeno che ci lasciassero tranquilli almeno d'inverno. Questa sporcizia non viene tolta dal comune, anche se dovrebbe farlo. Loro fanno solo questa parte. Ma è vero che sono diventati più violenti questi ragazzini? Sì, questo sì. E non lo nego davanti a nessuno, neanche alla magistratura. Io ho chiamato, come altri inquilini, quasi tutte le sere, chiamiamo per dire: c'è una macchina, c'è qualcuno che può venire? Bene, la loro risposta sappiamo qual è. Noi non è che possiamo venire tutte le sere a vedere cosa succede. Diteci quando si trovano tutti assieme e allora noi veniamo. Ma come faccio ad avvisarti io alle 10 di sera che sono tutti qua? Loro iniziano alle 4. E vanno avanti fino a tarda sera? Fino a tarda. Si danno il cambio, però sempre sullo stesso posto. Perché se piove si spostano da quella parte o qui. Quindi sotto gli androni, impedendovi di entrare anche nei vostri appartamenti? Sì. E si lamentano anche perché li disturbiamo. Voi disturbate loro? Sì, perché se voi vedete come si regolano questi fatti, ecco, questo è
quello che viene a fare le pulizie dice: ma noi possiamo venire tutte le sere, cioè tutti i giorni a pulire quello che combinano? Dice: noi veniamo, però sono spese che vengono date a voi, non solo a noi, ma anche dall'altra parte. I lampioni li avete visti? Li abbiamo visti. Sono 3, perché c'è un signore che li conta, va bene, quindi siamo arrivati a questo, perché ogni tanto rompono i lampioni sotto, perché si devono mettere là sotto là, perché sono a riparo, secondo loro, da tutto. Ringraziamo allora questo residente, signor, come si chiama? Io sono Francesco Barratta. Ringraziamo il signor Francesco, direttore. Hai sentito in diretta la testimonianza di uno dei residenti che ha avuto il coraggio di parlare, che ha raccontato insomma la situazione difficile che si vive qui in questa parte di via Maroncelli. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite. Bisogna avere il coraggio di denunciare, di mostrarsi ed è successo ieri sera a Focus. Risentiremo la telefonata drammatica di un imprenditore che ci ha raccontato, mantenendo l'anonimato, di un racket mafioso che lo ha taglieggiato per anni, che gli ha bruciato la serigrafia per 2 volte a Padova, che ha minacciato di morte la moglie e la figlia. In diretta ieri sera qui a Focus risentiremo una parte di questa telefonata. Allora, vediamo, dovremmo avere collegato anche Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale. Buongiorno Villanova. Buongiorno direttore, grazie. Grazie anche a lei per essere qui. Io partirei da questo titolo del Fatto Quotidiano, lo vediamo subito. Autonomia. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Autonomia, Giorgia Meloni riscrive il DDL Calderoli. La Lega va approvato com'è. C'è uno scontro tra Lega e Fratelli d'Italia sull'autonomia in queste ore in cui è in corso un vertice proprio tra Salvini, la Meloni e Berlusconi. Ma io voglio sperare proprio di no, perché l'autonomia è uno dei punti cardine dell'accordo di governo che ci ha portato appunto a vincere le elezioni nel passato autunno ed arrivare con il governo Meloni a Roma. E voglio pensare che ci sia l'intenzione di andare avanti con questo progetto di autonomia, un'autonomia che non è una richiesta che arriva dalla Luna, ma è una richiesta prevista dalla Costituzione, prevista negli articoli della riforma del titolo quinto della Costituzione avvenuta all'inizio degli anni 2000, ma anche in quello che è la parte fondante della Costituzione, dove si dice che la Repubblica promuove il decentramento e le autonomie. Quindi non stiamo facendo nessun tipo di richiesta che va oltre il consentito, però è logico che c'è un po' di preoccupazione, perché vediamo quasi quotidianamente le dichiarazioni che arrivano da alcuni ministri del governo, e queste non ci fanno ben sperare, perché sono dichiarazioni che ormai sentiamo da tanti anni da più esponenti che magari arrivano da altre zone d'Italia, dove si dice che l'autonomia spacca l'Italia, che ci sono già grandi differenze, che c'è la secessione dei ricchi. Insomma, sappiamo quali sono queste lagnanze che sentiamo da tanto tempo. La verità penso sia sotto gli occhi di tutti, che alcune regioni, soprattutto del sud e del centro, sono rimaste indietro non perché per colpa dell'autonomia, perché l'autonomia non è purtroppo mai arrivata ai nostri territori, ma perché sono sempre state amministrate male, e quindi probabilmente, per non mettere ancora più in evidenza il fatto che se il Veneto fosse autonomo probabilmente potrebbe dare ancora servizi migliori, si aprirebbe il divario, ma non per colpa dell'autonomia, per colpa della mala gestione di questi territori. E allora non vorrei che venisse usata questa scusa per non evidenziare appunto che ci sono territori che vengono mal gestiti, e questa non è una scusa che in un paese come il nostro, che ormai è sull'orlo del baratro da tanti anni, non può più stare in piedi. Allora, abbiamo parlato di una risoluzione della Regione per sollecitare un'accelerazione da parte del Governo. Simonetta Rubinato di autonomia si è occupata moltissimo, ne ha scritto anche un libro intitolato La spallata. Salvini, onorevole Rubinato, ha detto ieri: avremo l'autonomia nel 2023. Può sembrare ottimistico dopo 5 anni. Cosa sono? Ecco il counter: 1914 giorni dal referendum del 22 ottobre del 2017.
Allora, il dossier è qualcosa di particolarmente complesso. Quando io intitolavo il mio libro La spallata, in realtà avevo ben presente come l'autonomia scardina, diciamo così, il sistema inefficiente, inefficace e ingiusto che oggi, come dice, fa la struttura di questo Paese, no? In aperto contrasto con l'articolo 5 della Costituzione, che è un principio fondamentale della Repubblica messo dai nostri costituenti dopo lo Stato fascista e dopo la Resistenza, per dire che la Repubblica, non solo lo Stato, che è solo uno dei soggetti in campo, la Repubblica riconosce le autonomie come qualcosa che preesiste e che va, come dire, a cui va data la libertà di esprimersi, e per quanto riguarda lo Stato ne promuove anche il decentramento per avvicinarlo ai cittadini. Provate solo a pensare cosa significa avere in provincia di Bolzano o di Trento l'Agenzia delle Entrate che ha un dirigente che risponde, che viene nominato non solo dall'apparato centrale, dal ministro dell'economia e delle finanze, ma anche dal presidente che vive quel territorio, cioè dal presidente della provincia autonoma. Quindi avvicinare ai cittadini le responsabilità e il potere, in modo che i cittadini possano averne dei vantaggi concreti. L'autonomia non serve a dare più potere alla regione in astratto o al comune o alla provincia, l'autonomia serve a garantire l'autogoverno e la libertà delle comunità però vediamo locali. Sempre dalle reazioni Quindi dei governatori. Il dossier, per andare alla sua domanda, è complesso e dice quanto Salvini, mi permetto di dirlo col massimo rispetto e non per polemica, quando diceva in 15 minuti la approviamo in Consiglio dei Ministri, non sapeva di cosa parlava. Questo è il dramma, che oggi la politica tutta, e non solo Salvini ma anche altri leader, parlano, chiacchierano e quelle parole non hanno alcun peso, non hanno alcuna sostanza. Bene, oggi dice sarà nel 2023, confidiamo, io tifo perché il ministro Calderoli faccia bene il suo lavoro e finalmente la voce dei Veneti sia ascoltata, che non è una voce contro altri territori, ma è una voce per lo sviluppo, per la crescita. Ecco, allora, sì. Cosa posso dire io delle parole che dice Salvini? Non lo so, io credo che su questo tema abbia giocato gran parte della sua credibilità e il voto in Veneto anche alle ultime politiche lo dice. C'è un anno per i LEP, no? Così ha detto Calderoli, cioè nel 2023 bisognerebbe arrivare allora a definire il tema i LEP. Che è stato introdotto dopo tutti questi anni di passione, dopo più ministri degli affari regionali che sono passati, dopo la sollevazione non del Sud, ma delle classi dirigenti estrattive del Sud, quelle che dovrebbero rispondere del perché non sanno usare i fondi europei, quelle che dovrebbero rispondere del perché il flusso di risorse che Draghi, quando era presidente di Banca d'Italia, diceva nel suo report 2004, in questo Paese sono passati massicci, enormi trasferimenti di risorse da nord a sud, come sono stati spesi? Questa è la domanda che devono fare le classi dirigenti del Sud. Scusi, sì, mi sono fermata. Volevo tornare da Villanova perché Tajani ha detto non bisogna dividere l'Italia, poi è spuntato Gianfranco Fini che a 5 anni dal referendum salta fuori con la fretta e una cattiva consigliera. Eravamo abituati a vedere opporsi all'autonomia il centro-sinistra, cioè quindi il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico. È un po' come il marito che per fare un dispetto alla moglie si taglia gli attributi, cioè, no? Che cos'è? È una guerra ideologica, partitica all'interno di una stessa coalizione, è mai possibile? Guardi direttore, se anche la capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia ha sentito il dovere di chiamare Tajani per, diciamo, correggere il tiro sull'autonomia, evidentemente quello che ho detto l'altra sera in trasmissione dal suo vice direttore da Varino non va tanto distante dalla realtà, cioè le dichiarazioni di Tajani non sono molto dissimili da quelle che erano le dichiarazioni di Di Maio qualche anno fa durante il governo Conte 1. Cioè è un ministro della Repubblica che quando arrivava in Veneto diceva sì, serve l'autonomia, un minuto dopo che usciva dai confini del Veneto diceva che questa spaccava l'Italia. Non credo sia accettabile un approccio di questo tipo, perché allora se vogliamo entrare nel merito della questione allora siamo tutti pronti
grazie alla nostra delegazione trattante, che è fatta da professori universitari, da costituzionalisti, da persone che conoscono il diritto e sono pronte a perorare la nostra causa dal punto di vista tecnico e legislativo. Se invece vogliamo buttarla in rissa, io ho l'impressione che qui non ci sia una resistenza di partito nei confronti dell'autonomia, ci sia una resistenza dal punto di vista di territori, trasversale, che passa attraverso più partiti e che non vuole concedere questo tipo di diritto, perché si tratta di un diritto al Veneto, al popolo veneto. Questa non è una battaglia della Lega, è una battaglia del popolo veneto. E quando io sento che l'autonomia deve essere usata come merce di scambio, mi indigno, perché l'autonomia è un diritto, non possiamo continuare a trattare questo diritto sancito dalla Costituzione come se fosse una merce di scambio da barattare con il presidenzialismo, con questo, con quell'altro. È un diritto scritto in Costituzione. O qualcuno ci dice che la Costituzione non è valida per i veneti, e allora sappiamo come dobbiamo comportarci, oppure prima o poi bisognerà arrivare a una risposta definitiva. Qualcuno dovrà dire: Veneto, puoi avere l'autonomia, sì o no? Ma se no, qualcuno ci dovrà spiegare il perché. Perché la continua serie di dichiarazioni che stiamo leggendo dai ministri, e in particolare io ce l'avevo con Tajani e con Musumeci, perché Musumeci fino a qualche mese fa era governatore della Sicilia, regione autonoma. Ministro del mare, diciamo. Ministro del mare, però era governatore della regione forse più autonoma d'Italia, che ha un Parlamento, non ha un consiglio regionale, giusto per ricordare il grado di autonomia. Che lui ci venga a dire che noi veneti non possiamo chiedere l'autonomia perché sennò spacchiamo l'Italia, secondo me dal punto di vista del rispetto è come uno schiaffo in faccia al nostro popolo. Grazie Villanova, grazie. Mostro un titolo della Verità dove Luca Zaia ribadisce quello che ha sempre detto: chi è contrario all'autonomia è contrario alla Costituzione. Prima di andare in pubblicità e poi di riprendere, volevo sentire anche il segretario della CGA Mason, perché ricordiamo che tutti gli imprenditori del Veneto si sono sempre espressi a favore dell'autonomia, considerando quelli che sarebbero i vantaggi anche per questo territorio. Noi della CGA ci abbiamo particolarmente creduto, dando una mano in termini di studi e di ricerche su questo tema. Qual è la mia impressione in questo momento? Due preoccupazioni. La prima, dichiarazioni continue contraddittorie, anche da parte di chi oggi sostiene che in qualche mese abbiamo l'autonomia, perché ricordo che i governi dal 2018 al 2023, diciamo fine 22, salvo una parentesi, aveva delle componenti autonomiste dentro il governo. Non ho visto risultati in 2000 giorni, in 5 anni. Primo ragionamento. Secondo ragionamento, sta venendo avanti con determinazione e Calderoli è, credo, l'uomo giusto su questo, perché conosce molto bene come dire, tutti i risvolti delle questioni di rapporti, di alleanze, di relazioni dentro il Parlamento. Quindi è l'uomo giusto secondo me. Attenti però, perché se noi aderiamo all'idea che dopo un anno se i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione, non sono definiti, imbocchiamo la strada della spesa storica, per noi veneti non dico che è un autogol, ma dico che è un passo indietro. La spesa storica, io capisco, per un certo periodo sarebbe un autogol, ho usato questo termine perché sarebbe un autogol. Quindi determinazione sì, poi invece che 23 materie vengono fuori che sono 21, vabbè, su questo discutiamo. Ho visto le dichiarazioni di Bonaccini, direttore, ieri, ho riportato sui giornali di ieri, che è stato qui nel Veneto, che dice: attenti, il Veneto chiede troppe materie, sanità e istruzione non tocchiamole, a parte che la sanità è l'unico esempio oggi di autonomia maggiore delle regioni nella gestione, non capisco questa osservazione di Bonaccini. Sull'istruzione, bene, è questo il problema, intanto combiniamo le altre 21 materie, perché 23 meno sanità, parte di sanità, e meno istruzione, ne restano 21, combiniamo, sistemiamo le altre 21 materie. Sarebbe una cosa troppo facile, quella che sto dicendo io. La verità è che c'è una opposizione fortissima di una parte dell'Italia a dare maggiore autonomia. Parliamo di maggiore autonomia, non parliamo di altro, maggiore autonomia alle regioni del nord. Ma c'è anche dentro il Parlamento una
trasversale una serie di rappresentanti, di parlamentari, senatori e deputati decisamente contrari. Dove secondo me abbiamo sbagliato noi Veneto, o comunque noi che crediamo in una maggiore autonomia, al di là poi della proposta veneta? Abbiamo sbagliato nel raccontarci, cioè abbiamo come dire, impostato o lasciato che gli altri ci calino addosso un'immagine di ricchi che vogliono staccarsi dai poveri. È un'immagine questa sbagliata, falsa, ma che fa presa. E quando un'immagine fa presa, quando un racconto, magari non vero come in questo caso, fa presa, i voti poi vengono su questo. Grazie, grazie. Ritorniamo tra pochissimo con Simonetta Rubinato e Renato Mason. Andiamo in pubblicità, breve stacco pubblicitario, e poi vedremo anche i sindaci del Veneto che temono che nel PNRR, in questi fondi, infilino gli artigli gli uomini della mafia, che è molto radicata anche in questa regione. E poi risentiremo la telefonata di ieri sera di un imprenditore che è stato minacciato di morte. Ti ammazziamo la moglie e la figlia, gli hanno bruciato 2 volte la serigrafia perché non pagava il pizzo. Tra pochissimo, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, riprendiamo con i sindaci che cercano di far fronte contro il rischio della mafia che potrebbe ovviamente aggredire le risorse che verranno destinate al nostro territorio con il PNRR. Vediamo il servizio e poi torniamo da Simonetta Rubinato e da Renato Mason. L'arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza ha rinvigorito la determinazione anche dei primi cittadini nell'impegno profuso contro ogni tipo di infiltrazione mafiosa anche nei loro territori. Gli occhi sono puntati sui fondi, tanti, che arriveranno grazie al PNRR e alle opere pubbliche per le quali a breve si apriranno nuove gare d'appalto. Gli strumenti che oggi ci sono, fra l'anticorruzione, l'ANAC, eccetera, siano i protocolli di legalità che si sono poi succeduti nel tempo, siano validi strumenti per contrastare quelle che potrebbero essere le infiltrazioni. Basta che non diventino solo un accumularsi di carte, ma oggettivamente stare attenti con gli interlocutori che si hanno. Deve essere un cambiamento culturale, cioè che questo arresto sia davvero un inizio di una nuova fase per il nostro paese basata sulla legalità, e io continuo a pensare che le future generazioni, cioè i più piccoli, saranno coloro che metteranno definitivamente la parola fine anche alla parola mafia. Uno dei primi metodi che sono da attuare è la rotazione delle imprese, delle ditte che effettuano dei lavori. E chiaramente come politico, ma da sindaco, quando incontro anche gli imprenditori, dico sempre di parlare. Diverse le imprese che anche a causa del Covid sono andate in difficoltà. Paolo Galeano, primo cittadino di Preganziol, coordina la rete del Veneto di Avviso Pubblico, l'associazione di amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità. Noi come comuni e in Avviso Pubblico in particolare stiamo cercando di costruire una rete. La mafia fa della rete la sua forza. Noi non possiamo pensare che senza una rete che contrasti, senza un'antimafia sociale, ci possa essere davvero un alter ego forte a questo tipo di realtà. Quindi prima cosa la rete, secondo la cultura. Allora ringrazio Alberto Villanova che è stato con noi fino a poco fa e ha dovuto andare in commissione, lo ringrazio e poi lo riavremo nei prossimi giorni a Focus la sera. Simonetta Rubinato, tornando all'autonomia, Bonaccini, che prima era stato citato, candidato alla segreteria del Partito Democratico, ha detto: ma ve l'immaginate per quanto riguarda l'istruzione avere 20 istruzioni diverse, cioè per ogni regione un'istruzione diversa? Che ha senso questo discorso?
No, non ha senso e infatti nella proposta anche dell'Emilia Romagna c'erano dei contenuti interessanti sulle competenze da trasferire sul fronte istruzione, rapporto istruzione-impresa in Emilia Romagna. Quindi adesso mi pare un po' in passo indietro perché ovviamente è coinvolto dalle vicende congressuali. Ma la mia domanda è, in Spagna la scuola è competenza delle regioni, forse che la Spagna ha 20-30 scuole e progetti di scuola diversa, in Germania è una competenza dei Länder, delle regioni, in Austria pure a seconda dei livelli, nel senso che magari l'infanzia è competenza dei comuni. Ecco, allora il tema vero è che intanto la Costituzione prevede che l'istruzione sia possibile oggetto, esattamente come la sanità. Oggi quello che si chiederebbe è che così come la sanità, che ha un impianto complessivo regionale, il fondo è gestito pure a Roma ed è a Roma che si distribuiscono le risorse tra le varie regioni, a Roma vengono approvate le leggi fondamentali di indicazione e direttiva e poi ci sono l'organizzazione del sistema regionale che è di competenza della regione e vediamo che le performance dei sistemi regionali sono diversi, non perché c'è l'autonomia sulla sanità della singola regione, ma perché ci sono le capacità migliori di chi fa di più e di chi fa di meno. Anzi, in sanità cosa succede? Che spesso, penso alle case di comunità, un modello sperimentato in una regione, l'Emilia Romagna, viene preso in quanto funzioni come un modello nazionale, poi dalla legge nazionale. Quindi qualcuno dice che il federalismo ha proprio questo di buono, che consente a un territorio di sperimentare quello che poi può essere diffuso a livello più nazionale. Nella scuola lo stesso, non solo, il Veneto ha una ragione in più per ragionare di scuola, che comunque resterebbe un sistema nazionale di istruzione, perché nelle linee generali ovviamente ci sarebbe sempre lo Stato a dare le indicazioni fondamentali, ma l'organizzazione passerebbe alle regioni. Quello che già oggi è a Trento e a Bolzano. Cosa vuol dire che a Trento e a Bolzano sono un altro mondo? No, semplicemente adeguano i bisogni formativi a quelli, adeguano l'offerta formativa a quelli che sono i bisogni formativi. Non solo, il Veneto ha una ragione in più per chiedere l'istruzione, perché? Perché ha una struttura di imprese manifatturiera che è specifica rispetto ad altre parti del paese, forse la uguaglia solo l'Emilia Romagna, sì. Per cui ha bisogno di dare risposte alle professionalità di cui le imprese hanno bisogno. Ha il tema di un modello della scuola dell'infanzia e degli asili nido che si regge sul privato no profit, sul privato sociale, che sono le scuole dell'infanzia parrocchiali, FISM, paritarie. Con questo sistema il 70%, 64-70% dei bambini viene accolto da queste strutture che dallo Stato ricevono un decimo di quello che lo Stato spende nelle sue scuole statali per erogare il servizio, penalizzando chi? Le famiglie che devono pagare una retta. L'unico posto d'Italia che ha la stessa percentuale di scuole dell'infanzia paritarie del Veneto è la provincia autonoma di Trento e lì le scuole sono equiparate, per le famiglie c'è un diritto uguale. Allora, da troppi decenni, faccio vedere il titolo così il presidente delle scuole paritarie. Sì, allora il professor Cerea, sì. Quindi, perché abbiamo anche noi qualche studioso insomma, che conta i numeri e non solo quelli del sud che li strumentalizzano a loro piacere. Al nord, se la scuola passa al nord, non c'è nessun pericolo né di distruggere l'unità nazionale, come non si è distrutta sulla sanità, e soprattutto il Veneto è la regione più penalizzata, proprio perché lo Stato risparmia a spese delle famiglie del Veneto un sacco di denaro nella spesa dell'istruzione 0-6 anni, la formazione 0-6 anni. Allora, il Veneto ha il sacrosanto diritto di dire voglio l'applicazione di una norma che c'è in Costituzione, cominciamo, io propongo questo, cominciamo dallo 0-6 anni, che è già competenza in gran parte regionale. Discutiamo col governo, lo faccia il governo regionale, sulle risorse che, superando la spesa storica che ci penalizza da morire, nessuno lo può contestare, aumentiamo queste risorse e mettiamo le famiglie del Veneto in condizione di parità sulla scuola dell'infanzia. Poi c'è la responsabilizzazione che a chi ama le responsabilità può sembrare soltanto positiva, ma c'è chi la teme proprio perché non potrà più scaricare il barile su qualcun altro. Dice no, è Roma che non ci dà qua e là, che ha fatto delle leggi sbagliate, eccetera, eccetera. Adesso torniamo da Renato Mason, ma risentiamo la voce dell'imprenditore che ieri sera a Focus ha dato una drammatica testimonianza, un vero e proprio incubo vissuto per anni, taglieggiato da un racket che gli aveva prestato
dei soldi che lui ingenuamente aveva accettato. Non so se potete farla partire voi dalla regia, Renato, se no appunto la faccio. Perché poter parlare di queste cose sono cose che io comunque avrei voluto parlarne più volte, ma sono cose molto pericolose. Certo. Senta, partiamo, no, ovviamente non faremo il suo nome perché in questi casi è anche bene mantenere l'anonimato, è importante quello che lei dirà e che eventualmente avrà detto o dirà alla magistratura, alle forze dell'ordine. Partiamo dal momento in cui nella sua azienda si sono presentati due signori vestiti elegantemente, in giacca e cravatta, molto affabili, molto cordiali, e da lì è iniziato l'incubo. Ci ricostruisce un po' la storia, cercando di essere, diciamo, sintetico per i tempi televisivi, non per altro. Certo. No, io praticamente la cosa è cominciata nel 1983 a Padova, appunto, e mi avevano commissionato, non faccio nomi perché è meglio di no, mi avevano commissionato un lavoro importante che all'epoca veniva fuori circa sui 10 milioni di lire e di materiale pubblicitario. E praticamente mi hanno dato il nome della ditta che dopo io avrei dovuto fare la fattura. Praticamente è successo che alla fine, insomma, ho fatto i lavori, alla fine è successo che questa ditta di Roma, praticamente quando io ho emesso le ricevute bancarie sono tornate indietro perché dopo questa ditta è risultata inesistente. E dopo un mese, 2 circa, si sono presentati appunto queste due persone eleganti con una macchina, un Mercedes, e praticamente mi hanno detto che loro erano a conoscenza di questo fatto e che avevano una partecipazione con questa ditta. Insomma, in poche parole mi hanno detto che mi avrebbero anticipato questi soldi, che comunque io avrei dovuto dopo restituirli, e lo facevano solo per agevolarmi, per non lasciarmi, diciamo, sempre questi soldi, però che avrei dovuto restituirli senza interessi bancari, niente. E io ci sono cascato, sono purtroppo anche molto giovane. Ecco, lei, scusi dottore, lei ha firmato una carta, cioè vi siete accordati con un... No. Assolutamente no. E, infatti io ingenuamente ci sono cascato proprio brutalmente, perché ho detto questi lo fanno solo per fare del bene, insomma, questa cosa qua. Sono andata a finire, in poche parole, che invece dopo è venuto fuori il discorso che io dovevo restituirli con interessi molto alti, e da lì è cominciata questa brutta storia, e tanto è vero che io all'inizio mi ero rifiutato di pagare questi interessi così alti, e lì mi hanno bruciato appunto la serigrafia, e là ho capito che la cosa era grave, molto grave. E è partita tutta la mia situazione, che è andata avanti 9 anni circa, e alla fine, insomma, ho dovuto chiudere l'attività perché altrimenti andava avanti ancora di più. Ho dovuto chiudere l'attività, e dopo io, da quel momento lì che ho chiuso l'attività, non li ho più visti, più sentiti, e quindi mi ero liberato, diciamo, di questa cosa qui. Tutta qua, però io un anno dopo, quando mi sono reso conto appunto che era una cosa delinquenziale, ho scritto una lettera anonima alla finanza spiegando tutta la situazione, e sperando appunto che ho dato delle indicazioni più che altro, e sperando che queste persone venissero prese, insomma. Ecco. Io non ho più saputo niente. Ecco, senta dottore, però insomma lei non ha, diciamo che non ha avuto il coraggio di fare una denuncia vera e propria. Mi diceva però che poi le hanno bruciato l'azienda una seconda volta, e che comunque hanno minacciato di morte sua moglie, sua figlia, insomma. Sì. È per quello che dico che a un certo punto non è questione di coraggio di non voler denunciare queste persone, è questione che quando ti minacciano la famiglia
uno ha le mani legate, non può più fare niente, perché io ho capito che facevano... Ecco, rendetevi conto, per anni Mason, un imprenditore torturato, ecco, si può usare anche questo termine, in maniera feroce da uomini che pretendevano interessi altissimi e che gli hanno bruciato l'azienda 2 volte. Ci sono stando a uno studio dell'Università di Padova, ci sono 30.000 aziende venete nel mirino delle cosche mafiose. Sì, purtroppo è un fenomeno che sta aumentando. Il periodo Covid ha esagerato ancora di più, ha accelerato ancora di più questo fenomeno. E dove noi possiamo vedere il tentativo, la possibilità, un'azione concreta perché non avvenga questo? Primo, dobbiamo alzare l'asticella della cultura imprenditoriale, della cultura della legalità nella cittadinanza e ovviamente nelle imprese, ovviamente. Anche oggi, fra parentesi, oggi pomeriggio credo, c'è un convegno sulla legalità, sulla cultura della legalità, qui in provincia di Treviso, presso la sede dell'amministrazione provinciale, decisamente interessante. Uno può dire ma un convegno non serve a niente, no, è un seme che si butta nel terreno sperando che dia risultati positivi. Quindi prima di tutto una cultura della legalità. Guardate che noi nel Veneto abbiamo sempre avuto questa cultura della legalità. Purtroppo lo sviluppo, la crescita, le relazioni, popolazioni che aumentano, eccetera, arrivi da fuori. I soggiorni obbligati hanno anche, portato, no? Cioè, anche hanno gli arrivi scelte sbagliate, hanno portato a seminare il seme della non legalità. Primo ragionamento. C'è un secondo ragionamento, direttore, che va fatto e va fatto cercando di por mano alla situazione. Noi avevamo fino ai tempi in cui, fino alla crescita economica, eccetera, le persone erano in difficoltà, le famiglie erano in difficoltà, le aziende, allora erano piccole aziende, micro aziende, erano in difficoltà. Chi interveniva? Allora, la risposta è chiara, interveniva un sistema sociale di rete intorno che andava dalla cassa rurale allora alle casse peote, cito queste sul credito, ma andava anche a un ruolo di persone importanti nelle piccole comunità nostre, dal prete, il sindaco, che diventavano confessori, lo dico in senso positivo, diventavano confessori di queste situazioni e si interveniva. Oggi la situazione, riproporre questo sarebbe guardare indietro, lo capisco perfettamente, però riproporre per esempio una presenza nel mondo del credito diversa da quella che c'è. Noi abbiamo imboccato una strada che non è la strada nostra, né veneta, né italiana, né mediterranea sulla gestione del credito, per cui le aziende rischiano di andare in difficoltà e quando uno è in difficoltà, diciamocelo chiaramente, se no ci prendiamo in giro, quando uno sta per annegare si aggrappa a ogni e qualsiasi tentativo di salvarsi e quindi occorre che ci sia una rete non solo psicologica, non solo sociale, ma anche effettiva di credito, sto parlando del credito in questo momento, intorno a chi è in difficoltà. Dobbiamo riprendere in mano questa presenza nella società civile, nella società, di elementi positivi rispetto a situazioni negative che ci sono. Bene, grazie. Adesso diamo ancora uno stacco pubblicitario e poi abbiamo ancora 10 minuti per a chiudere questa puntata di Focus TG a tra pochissimo. Di nuovo in diretta con Focus TG, regia oggi Renato Capoia, Andrea Basso, in studio ancora Renato Mason e Simonetta Rubinato. Io direi di chiudere sull'economia, perché bisogna anche dire che in una situazione per il Paese non facile, con un governo che è finita, sembra la luna di miele con gli elettori, la luna di miele del governo Meloni, almeno così dice il centrosinistra, e tra l'altro è stato confermato lo sciopero dei benzinai il 25 e il 26 gennaio prossimi, però bisogna anche dire che nonostante tutto l'economia sta andando bene. Allora, il 2022 si è chiuso, uso il termine,
decisamente bene sia per l'Italia, con un aumento della ricchezza del PIL intorno al 4%, 3,8, 3,7, 3,8%, e del Veneto che è andato ancora meglio, perché il Veneto normalmente fa un 10% meglio dell'Italia, quindi intorno al 4, 4,1, 4,2, quindi positivo. E la notizia che lascia un po' di speranza è che nel 2022, cosa che viene detta poche volte perché oggi c'è tutto l'interesse a dire che le cose vanno male, invece c'è qualcosa che va bene. Il 2022 si chiude, non previsioni, si chiude con l'Italia che in termini di produzione di ricchezza, di PIL, fa meglio di Cina, di Francia, di Giappone, di Stati Uniti, di Germania. Cioè i nostri competitor più forti crescono meno di noi. È vero che hanno un livello di ricchezza più alto di noi, ma crescono meno di noi. Cosa vuol dire questo in termini concreti? Vuol dire che la nostra capacità, il nostro sistema produttivo, il nostro sistema economico-industriale ha una capacità di ripresa dopo la crisi del 2020 particolarmente significativa. Tutti dicevano ma il 21 è andato bene, è vero che è andato bene, ma è un rimbalzo. Noi sostenevamo, noi della CGIA abbiamo sempre detto attenti, non è un rimbalzo, è una crescita dovuta alla capacità della piccola e media impresa, del nostro sistema produttivo, di reagire immediatamente. Insieme al PIL, guardate che sono positivi tutti i dati. Citiamo l'export perché è il più clamoroso. Il Veneto nel 2022 rispetto al 2021 è cresciuto di quasi il 20%, 18%, quasi il 20%. Benissimo una cosa del genere. È vero che l'export non è l'unica voce che fa ricchezza, ma però è una voce che contribuisce in maniera importante. Qual è il dato adesso per il 23? Perché chiuso il 22, noi lo diamo già per chiuso anche se è di qualche giorno fa, di qualche ora fa il dato. Chiuso il 22 noi abbiamo il 23. Tutte le previsioni degli osservatori più attenti e più accreditati danno il 2023 a livello mondiale in stagnazione, a livello europeo anche qui in decisa stagnazione, e per quanto riguarda l'Italia la crescita è una crescita che torna a essere purtroppo lo 0,6, 0,5 a seconda di... Però sottolineo ancora una volta, magra consolazione, ma in qualche momento sorridiamo anche di questi risultati. Noi abbiamo i nostri competitor europei, cito la Germania, cito la Francia, che vanno peggio di noi. Le previsioni sono più negative rispetto all'Italia. Chi corre di più? La Spagna. Si mette rovinato, questa valle di lacrime sono buone notizie, no? Sì, certo che sono buone notizie, questo significa che la crescita, la ricchezza, prima di redistribuirla, direttore, bisogna crearla, e quindi bisogna che le istituzioni mettano in condizioni chi è in grado di fare impresa e di creare occupazione e benessere per tutti lo possa fare. E quindi la priorità è per le nostre imprese avere la possibilità di personale preparato, di trovare lavoratori. Noi con la politica deve guardare un po' lungo, perché con l'invecchiamento della popolazione che abbiamo un drammatico problema di capire come si copriranno i posti di lavoro che, certo, se le nostre imprese vanno bene, hanno bisogno di reperire. C'è il tema di come curare i nostri anziani, altro aspetto fondamentale. Già oggi le nostre case di riposo non riescono a trovare personale in Italia che sia disposto a fare questo lavoro, e quindi anche qua bisognerà anche ragionare in termini di come facciamo arrivare lavoratori che possano occuparsi dei nostri anziani e così via. Quindi questo è il tempo in cui alla politica viene chiesto non le battute ad effetto, non chiacchierare molto e lanciare parole per così ingraziarsi l'elettorato, ma la capacità di avere le carte, di studiarle, di essere sui tavoli, di fare previsioni di lungo termine, di prendere oggi le decisioni che, se non le prendiamo nel giro di questa legislatura, questa meravigliosa capacità dei nostri imprenditori di fare, purtroppo resterà mortificata dall'inverno demografico, resterà mortificata dal fatto che altri paesi lo stanno facendo e noi restiamo indietro, eccetera, eccetera. Quindi auguriamoci che a livello nazionale anche l'autonomia, tra le riforme, non l'unica, ma anche questa, consenta ai territori più dinamici del Paese di fare da, come dire,
il cane che tira, insomma, ecco, quello che va avanti in modo che anche il resto del paese possa seguire. E questa sarebbe secondo me il modo migliore perché nel 2023 si diano risposte concrete ai veneti ma anche a tutti gli italiani. Grazie davvero molte a Simonetta Rubinato e a Renato Mason. Nel momento in cui tanti cittadini a Palermo e altrove sono entusiasti per la cattura di Matteo Messina Denaro e abbracciano le forze dell'ordine, i carabinieri del ROS, c'è anche chi invece è sconfortato dall'arresto di questo padrino e dice che è stato un errore. Vediamo un'intervista breve tratta da Carta Bianca e che è stata ripresa dal Corriere della Sera. Vediamo. Da pochi metri da dove è nato Messina Denaro. Va bene, l'importanza è che è un piacere o una disgrazia. Io non giudico. Lei non giudica? Io che mi interessa a me questa cosa. Come che le interessa? È il super latitante, decine di omicidi sulle spalle. E che ha fatto? Secondo lei che l'abbiano arrestato è un bene o un male? Non devo decidere io sono nessuno. 20 anni non è una vittoria. Perché non è una vittoria dello Stato? Ridotta ai minimi termini. È stato possibile che per 30 anni, magari è sempre stato in Italia, magari sempre in Sicilia e invece proprio adesso? È stato sempre qua, no? Sempre qua è stato. Perciò per me hanno fatto un errore, poi. Cioè hanno fatto un errore ad arrestarlo, dice? Certo. Per 100 anni ci hanno mangiato tutti. Dopo 100 anni che sto con è più buono. Tutti ci hanno mangiato. Dopo 30 anni questo qui non è più buono, ci hanno mangiato tutti. Possiamo, direttore, su questo fare gli auguri al ministro Nordio? Sì. Per il suo mandato, perché certo, è importante. Certo. La giustizia serve agli imprenditori, che funzioni. Certo. Grazie Simonetta Rubinato, grazie a voi che ci avete seguiti fin qua. L'appuntamento è per domani sempre a mezzogiorno, stasera ovviamente alle 21:15 Focus. Arrivederci.